Sono Piazza Corina Elena, nata il 3 gennaio del 1920. Sono venuto il dottore a farmi il vaccino la prima volta, poi la seconda lo stesso, 2 volte. La terza sono andata al centro, a Fossalta, a fare il vaccino. E l'ho fatto perché ho capito che bisogna farlo, perché c'è un'epidemia proprio. Io non ho mai visto un virus, ho sentito parlare della spagnola, del colera che hanno avuto il tempo di guerra del 15, perché anch'io ho avuto 2 cugine morte con la spagnola del 15, ma di questa guerra non sono state delle malattie veramente contagiose così, ecco. No, non sono mai stata chiusa in casa, perché in tempo di guerra abbiamo sempre lavorato, siamo stati sempre fuori, si aveva paura solo dei bombardamenti, degli apparecchi, che del resto abbiamo fatto sempre il nostro lavoro. Di notte buttavano giù i razzi che si vedeva come giorno e avevamo paura anche di quelli. Si andava nel coso, nel rifugio, perché abbiamo fatto un rifugio qua vicino a casa. E quando si sentiva bombardare San Michele qua e là, la Tisana, che hanno bombardato tanto, si andava in questo rifugio. Ho voluto vaccinarmi per non prendere la malattia del virus che c'è in giro. Se mi dicono che sei matta a vaccinarti, dico no, non sono matta io, siete matti voi altri, chi non vuole vaccinarsi, perché io l'ho fatto volentieri. Tanti che ci sono ammalati per non fare il vaccino, non va bene quelle cose, bisogna vaccinarsi. Siamo tutti nella stessa barca, perché si può prendere il vaccino, si può prendere la malattia, è meglio vaccinarsi. Se viene, santa pazienza, ma siamo vaccinati. E quella è una bella cosa.